Passeggiano mano nella mano con il papà. Enrico e Francesco hanno 5 anni e sono gemelli, frequentano l'asilo. Bambini come tutti, giocano, scoprono il mondo. Sembrerebbe tutto normale, non degno di cronaca se non fosse, è il padre a raccontarlo con sofferenza, che i piccoli non parlano. Le visite mediche a cui sono stati sottoposti hanno escluso problemi d'udito. Leo Franco De Marco ha portato i figli nella struttura dell'ASP di Rende e ha scoperto una triste realtà. 2 dottoresse non possono fare più di tanto, quindi là occorrerebbe almeno da 4 a 6 dottoresse. Ma poi la cosa più grave è che una volta fatta la visita mancano le logopediste, quindi a che serve fare la visita se le logopediste non ci stanno per seguire oltre 200 bambini? Quindi non serve che uno va a fare la visita, se uno se le tiene a casa. Lui si è trovato insieme con altri genitori ad affrontare un problema che non dovrebbe esistere. La salute non è un diritto. Da qui l'appello alla direzione dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza. Deve pigliare dei provvedimenti perché i bambini vanno tutelati. Questi miei bambini hanno 5 anni. A settembre-ottobre devono andare a scuola. Quindi loro mi devono spiegare, non li mando a scuola. Quindi logicamente non hanno diritto ad andare a scuola, li tengo a casa. Quindi chiedo a questi signori, non solo per me, ma per tutti gli altri genitori, di pigliare provvedimenti. Se no cominceremo veramente ad andare tutti in gruppo da queste persone che sono i responsabili di questo scempio. E non c'è solo il problema di personale, guardate queste immagini girate da uno dei genitori nella struttura di Contradalecco, guardate l'imperriata, non è agganciata, non è sicura. Qui tutti i bambini che vanno a fare terapia giocano e il rischio di farsi male è davvero concreto. Speriamo che Enrico, Francesco e gli altri piccoli possano avere i logopedisti con cui imparare a pronunciare le parole, avere la gioia di sentire la propria voce e comunicare con gli altri. Speriamo che queste famiglie non debbano essere costrette a dolorosi e dispendiosi viaggi della speranza.